Ciao amici e benvenuti, questo è il 99esimo episodio della nostra partita in cui potete ascoltare questo canto natalizio che a quanto pare è un augurio della Paradox e potete anche ammirare il nostro impero ormai sempre più vasto che include persino gli ottomani. Purtroppo non siamo riusciti nello scorso episodio a capire bene come possiamo fare con i mamelucchi perché è stata fatta pace troppo rapidamente da questi stupidi tripolitani. L'unica cosa chiara ora è che dovremmo creare un sacco di pretese, sostanzialmente. Quindi le creeremo sia sui mamelucchi sia su Tripoli, l'Inghilterra e un sacco di gente. Siamo in guerra contro Kilwa. Crociate, stiamo facendo le strane crociate, insomma. Abbiamo fino a quanto dura la crociata contro Poni? Beh, fin troppo. Qui tutto sommato la curia la controlliamo sempre, anche se non del tutto, e dovremmo appunto cercare di fare le conquiste in questa zona, secondo i nostri piani. Come andiamo a... Insomma, possiamo reclutare ancora 20 reggimenti. Forse dovremmo qui. 8.000 non bastano quelli che abbiamo. Vabbè, magari reclutiamo. Non mi ricordo più quali sono le province, ecco. Queste due. Ok, quindi reclutiamo un po' di esercito qui. Poi che cosa stavamo facendo? Vediamo un po' di capire perché stavamo colonizzando in questa zona. Abbiamo già 5 colonie, ho visto. E, e credo che però potremmo, secondo me, per evitare in assoluto che questa provincia possa essere, chissà, colonizzata dai russi, mi pareva un'ottima idea colonizzarla subito e fare una sesta colonia, dato che il bilancio lo permette, costerebbe 20, costerebbe un sacco, il decuplo del normale. Però, tutto sommato ci si impiega anche un po' a farla, magari per quel tempo avremo quasi finito quest'altra colonia. Avremo in 2 anni quasi finito questa, quindi non dovremo pagare troppo lungo. Vediamo un po' se, ad esempio, qui abbiamo, eccolo, un colono. E non lo usiamo più qui. Eccolo qua. Poi. E mandiamo qua il diplomatico. Così andiamo sul sicuro che i russi qui non colonizzano. Non so, l'Inghilterra, Genova, la Svizzera, la Savoia se la sono presa male. Monarchia amministrativa Ottawa. Maledetto protettorato. Qui c'è ancora la guerra in corso? No. Ah, sono alleati con l'Inghilterra. Fantastico. Noi non possiamo... Abbiamo casus belli? Dovremmo fare questa guerra con l'Inghilterra prima o poi. Ok, possiamo anche raggrupparli questi. Vabbè, chissà che cosa offrono. No. Quindi qui siamo a posto. Riguardo le forme di governo, mi sono reso conto. Ah, siamo una monarchia dispotica. Ah, no, no, no. Potremmo diventare altro, sì, ma tutto sommato va bene quello che siamo. La monarchia assoluta forse sarebbe migliore, ma... quella illuminata. No, perché credo che nelle nuove versioni la monarchia dispotica dia un altro bonus al costo di creazione dei core. Però forse in questa versione no. Se no avremmo un altro sconto che ci ridurrebbe il costo di creazione al 15% del totale, che sarebbe niente.
Però già ci accontentiamo, insomma. Allora, qui dovevamo affrontare i ribelli. Vabbè, vediamo un po' di affrontare questi ribelli. Genova, ok, ha accettato la sconfitta. Ma quindi noi qui saremo in difesa? Non credo accetteranno di attaccarci. Invece sì, sono pazzi del tutto. Ok. Fumo Madi Kakil, sei un vero genio. Ok. Non hai fatto una bella fine, vedi. Eccoli. Saranno contenti i poni. I poni o quello che è, no? Come si chiamano i poni? I Kilwa. Allora, qui abbiamo fatto una cosa un po' sbagliata. Vai. 3000, anche qui sono 3000 effettivamente. No, qui sono 2000. Va bene, andiamo ad attaccare. Abbiamo diplomatici liberi? No. Ah, queste novità nella musica sono simpatiche. Ho anche fatto delle altre modifiche in realtà alla musica. Ho aggiunto io... ehm, ho fatto delle aggiunte di musica classica italiana. Vediamo se questi escono. No. Che penso che potrete scoprire magari anche in questo stesso episodio. Ho anche sì, fatto alcune modifiche e aggiunto soprattutto in musica classica italiana, cioè Verdi, Rossini. Ho fatto altre aggiunte di Albinoni, vabbè, e anche di Vivaldi. Allora, andiamo avanti, dai, facciamo un po' più rapidamente che credo di essermi un po' riambientato, non giocavo a questa partita da qualche giorno. Qui c'è una simpatica flotta spagnola, non è debole, eh? Interessante, ma è in guerra con qualcuno? No. Dovremmo trovare il modo, che secondo me sarebbe la cosa più fantastica, di fare una crociata a sti qua e fare in modo che spero che tornino nella coalizione, perché ho visto che facendo questa cosa con quelli i nativi dell'America sostanzialmente si era prodotta una sostanziale facilità nell'acquisire province, però non potevamo farlo perché eravamo sovraestesi. Invece nei miei piani potremmo fare questo con la Spagna, chiedendo le province ai Kilwa, se entrano di nuovo nella coalizione. La coalizione che adesso però è un po' troppo estesa, quindi dovremmo prima anche fare in modo che si riduca un attimino, perché intanto c'è chi ci lascia commerciare, chi non ci lascia più, chi ce l'ha con noi, chi non ce l'ha. Allora, vediamo un attimo. Vediamo. Ah, no, 2002. Vabbè. Beh, ma a sto punto forse conviene anche rimanere. Dove saranno le nostre navi? Eccole che arrivano. Vediamo se riusciamo un po'. Queste. Siamo arrivati, ok. Aleut. Boina. Meglio, o meglio, boina. Ok. Da dove è arrivato questo? Da Kilwa proprio. Ciao. Azioni coperte, Tripoli. Oh mio Dio. Il rischio è un po' alto. Facciamo i Mamelucchi prima. Alessandria, vai. Anche qui il rischio è alto. Un po' inspiegabile, siamo anche rivali. I nostri nemici invece sono molto numerosi, però gli unici importanti sono la Russia e la Spagna. E il Portogallo, volendo, ma... Qui i portoghesi si sono espansi rapidamente.
Sarei curioso di vedere cosa succede se li conquistiamo, sti portoghesi, del tutto. Dovremmo anche riprendere le nostre esplorazioni, ma facciamolo subito. Vediamo un po'. Ma ci arriveremo? Qui c'era il problema russo. Dovremmo anche qui prendere tutta la costa, questa costa, perché non vogliamo colonismo russo. Colonismo, vai. Vabbè, questo non ci importa. Poi Kyutl possono anche andare a quel paese. Vediamo come va qua. Allora, qui abbiamo i primi. Qui non possiamo sguarnire, ma ok. Possiamo stare un po' qui a facilitare gli assedi, è ottimo. Anche qui un altro diplomatico. Ancora in qua Kyutl. Qui abbiamo le nostre legioni tutte a posto, direi. Anche quella... sono in guerra Austria e Francia, naturalmente, ma... Anche qui siamo tranquilli per il momento. Chi sono i nostri rivali? Portogallo, Spagna. Vediamo un po' se abbiamo creato... Abbiamo già pretese a sufficienza. Sulla Spagna invece abbiamo pretese a sufficienza. Bene, abbiamo un po' di pretese, però facciamo anche Salamanca, già che ci siamo. Che è abbastanza ricca. Come sta andando qua? Ottaviano Icardè. Sei ottimo nello shock, però... Ah, è morto il re e aveva una successione disputata. C'è pure un pretendente. E naturalmente adesso che succederebbe? È una successione disputata. Abbiamo 8 relazioni, mio Dio. Perché 8? Beh sì, ci sono gli ottomani, più che altro. E algeri. Ok. Votano per noi adesso, sì. Ok, qui dobbiamo solo aspettare la morte del re. Vabbè, aveva un anno addirittura, non si è capito bene. Diego I. Vabbè. Sì, si era creato a poco. Direi che il pretendente ha fatto una brutta fine invece. Ok, qui sono 3000, quindi non ha molto senso attaccare adesso. Samoa, guarda che abbiamo scoperto. Ci conviene appunto esplorare queste zone. Poi, vabbè, questo era il giro già fatto, però lo facciamo anche noi, sto giro al mondo. Anche da sud, l'abbiamo già fatto da nord. Dall'Alaska. Ecco, naturalmente è morto un cardinale su cui avevamo investito. Vabbè, ci prendiamo questo. Ok, isole Salomone. Potremmo anche andare all'esplorazione di questi continenti, però magari non subito. Ah, il Giappone ha finito l'occidentalizzazione. Io che volevo attaccarlo il prima possibile, prima che finisse questa occidentalizzazione, non potrò farlo. Però qui sono finite, no? Le colonie. Io direi di raggruppare. Anche la nostra flotta è pronta. Non mi ricordo invece se le pretese sono state fatte. No, dovevamo farle. Siamo un po'... Questo sta creando pretese, sì. Allora,
Ok, ormai quasi tutto lo stato è stato assediato. Ok, comunque abbiamo fatto delle scoperte interessanti e siamo tornati nel range. Ok. Intanto l'Austria, boh, sta vincendo, ma non ci conterei troppo. Austria, perché arrivano i rinforzi, meglio equipaggiati, fine. Distrutta l'Austria. Mi chiedo quando è che arriverà a casa una di queste. Ah. Oh, Zanzibar, siamo stati molto fortunati qui, eh. Boom! Ok, abbiamo preso, più che preso, abbiamo distrutto le navi. Allora, vediamo un po'. Questi sono collassati. C'è desideri di pace, immagino, per la crociata. Già. Allora, è iniziata ormai da troppo tempo. Non abbiamo un solo maledetto. Ma quando è che finiamo di annettere? Ah, tra poco, finalmente. Cavolo, ce n'è voluto. La nostra reputazione diplomatica è dovuta essenzialmente a cosa? Reputazione diplomatica, sì. È ridotta da sto statuto del cavolo che non potremmo mai revocare, a quanto pare. Perché lo Stato e la Chiesa non vuole. Ah no! Potremmo invece revocarlo. Mm, magari lo facciamo a sto punto. Ci vuole bene lo Stato e la Chiesa. E l'unica cosa. Vabbè, abbiamo anche. Qui possiamo costruire un palazzo reale. Dove lo costruiamo il palazzo reale? Ma non serve a molto, tra l'altro. Qui siamo. Dobbiamo. Che idee? Non abbiamo idee da prendere, no? No. E siamo a livello 19. È quella in cui siamo più avanti, ma. Università Atene, bla bla bla. Ma io direi di prenderla. No, perché prima potrebbe servirci per far pace. Non è vero, però. Non lo so. Aspettiamo un attimo. Finché non abbiamo diplomatici, però io non posso far pace qua. Speriamo che finisca rapidamente. Boh, andiamo qua. O qua. Qui ci hanno fregato di nuovo il cardinale, sti francesi. Ok, qui siamo quasi arrivati. Muore un governatore a Nuova Venezia. Vabbè, mandiamo il burocrate. No, qui comunque è più lunga, ci vuole questo, verosimilmente. Ok. Hmm. Allora, qui ci conviene mandare 2 galeoni a bloccare anche qua. Allora, qui sta salendo un pochetto, sì. Vediamo se qui finisce, ma ci vuole un po' troppo tempo per avere un maledetto diplomatico per far pace, ma non possiamo assolutamente farne tornare nessuno. Ok, dai, finito. Mombasa, vai. Ci vogliono altri 3 mesi, però. A meno che finisca prima quello sui mamelucchi, ma non va proprio troppo bene sta cosa. Vabbè, perdiamo un pochino di esaurimenti guerra, ma. No. Ok, arriveremo tra 2 mesi con sto diplomatico.
Allora, forse siamo arrivati... No, non ha ancora finito qua. Vogliono un rimpiazzo? Sti pazzi, vabbè. Mandiamo un militare questa volta, così. Non finiremo più. 14, mi è sembrato di leggere. Oh, guardate qua. Naturalmente non sostituisce mai. Non c'era... No, vabbè. È dura. Ma non è Vivaldi, no? Vivaldi probabilmente non entrerà mai nella curia. Eccolo qua, il 14 si è fatta. Vai. Siamo sotto assedio. Aie. Oh. Però non cambia molto questo. Non basta, vammi a far fuori questi. Ah, gli ottomani ci stanno aiutando, sono impazziti. Va bene. Allora andiamo. Vediamo quanto ci è costato. Fino a +6, mio Dio. Vabbè. Pony, non esistete più. Mi dispiace tanto, ma neanche troppo. Allora, vediamo un po'. Pony. Annessi. Ecco, siete nuova Padania, a quanto pare. Ho, non so, questo leggero sospetto. Vabbè che sono province insignificanti, però ho il sospetto che voi dovrete sopprimere le ribellioni. Allora, vediamo se possiamo anche finire sta guerra a questo punto. Siamo all'80 e passa per cento. Zanzibar siamo al 70 e qualcosa. No, dobbiamo... Vabbè. A brevissimo potremo fare anche questa pace. Non è più niente crociate, insomma. Allora, vediamo un po'. Possiamo migliorare le relazioni con voi e lo facciamo. Possiamo, abbiamo creato le pretese sulla Salamanca, va bene. Creiamo anche su Tripoli. Non abbiamo diplomatici. Vai. E poi dovremo fare quelle importanti sull'Inghilterra. Ok, qui abbiamo finito. Finalmente. Ottimo. Non ho pretese su Malindi. Come a me è venuto in mente di non aver pretese su Malindi? Queste scadono? No. No, ok. Dovrebbe scadere nel più tarda, nella posteriore tra queste... Ah, neanche qui ho pretese. Vabbè, a sto punto mi sembra di capire che queste sono le uniche cose che possiamo fare, perché queste sono le nostre 4 pretese. Rimarranno 3 territori sconnessi che non so bene perché sono sconnessi, però se la prenderà un sacco e questo è ottimo. Revoke core non mi importa, come non mi importano i trattati né qualcos'altro. Allora, va bene, mandiamo le richieste. Allora, andiamo qua. Come vedete ci costa pochissimo.
altre 12. Ottimo. E anche queste conquiste sono fatte. Dobbiamo adesso, anzi rimaniamo qua con queste. Mogadiscio è entrato in coalizione contro noi. Entreranno anche loro, i Kilwa, no? Ma va benissimo anche Mogadiscio in realtà. Posso creare pretese, tra l'altro. Abbiamo perso il casus belli. Ma dovremmo averlo ancora in realtà, no? Ah no, non proprio nessuno è rimasto. Mogadiscio. Povero Mogadiscio. Allora, vediamo un po'. Che possiamo combinare? Qui abbiamo riportato la flotta, la nave più che la flotta. Andiamo qui e stiamo ben attenti a quello che succede. No. Qui non si sa se c'è mare o cosa. Non si può. Vabbè. Iniziamo ad andare qua e stiamo ben attenti a non fare gli errori che conosciamo bene. Forse pian pianino. Forse pian pianino ce la faremo. Qui non gli va tanto bene, mi pare, a questi russi la colonizzazione. La Scozia ha un reggente, ma non ha successione disputata. Ecco, qui stiamo facendo delle interessanti scoperte. No, invece qui ci lascia, non si sa bene cosa sia cambiato. Poi, wow, una maxi ribellione. Proveremo a farli fuori. Patrioti congolesi non dovrebbero essere potenti. Speriamo di non sbagliarci. Qui abbiamo già fatto le scoperte, vediamo un po'. Ok, non ci eravamo sbagliati effettivamente. Stiamo stravincendo. Allora, Shark Bay, la baia degli squali, Interessante. Allora, ok, è tornato un diplomatico. A sto punto creeremo pretese anche su Mogadiscio. Ci vorrebbero quelle sul Giappone a sto punto, però. Prestigio, chi se ne... No, vabbè, però... Ci hanno un po' stufato sti qua, Tribuni, Armata di terraferma, vai in tribuni un attimo, per favore. Perché c'è un limite. Ok, stiamo scoprendo questo simpatico territorio. Ah, guarda qui. Vedi che io faccio sempre bene a non passare subito di tecnologia. E certo che facciamo questo noi. E passiamo di livello tecnologico. Con un bello sconto di 60 punti. Raffineria. Anche queste, le raffinerie le faremo subito. Come sta andando qua? Allora, facciamo un po' di raffinerie. Queste qui sono per il vino e lo zucchero. Palazzo Reale, sono un po' indeciso. Dove lo... Ah, si può fare solo nella capitale? Vabbè, non ci serve però così tanto. Facciamo prima le raffinerie. Naturalmente. Facciamole. Beh, costano un po' a dire il vero. Facciamole qua, dai. Iniziamo a farle qua. E poi continueremo. Possibile... Ui! Qui mi ero dimenticato. Siamo arrivati in Tribunia? No. Galeazzo Petrucci. Siamo arrivati a destinazione? Ne ancora. Non ancora.
Allora, qui tutto sommato resistiamo, a quanto pare. Qui stiamo ancora un mesetto, direi. Portogallo è uscito dalla coalizione, basta che non esca anche la Spagna. Va bene, vai. Vabbè che cambiava poco essere in attacco o in difesa in questo caso. Potevamo anche stare più tranquilli. Però non volevamo, insomma, che i ribelli facessero il male. No, non c'è. Anche solo saccheggiassero il nostro territorio, va bene. Dopo 7000 giorni magari. Squamish fatti fuori, va bene. Con una perdita. Dai, 2 mesi dovrebbero passare, poi dovremmo riuscire a combinare qualcosa di buono. Qui ci sono degli strani laghi che non conoscevo. Si può andare di qua? Vabbè che anche ste... Ma sembra sempre più... No, non ce lo fa fare il giro. Bello che... Vabbè, facciamo pian pianino. Ok, si è riusciti a colonizzare qua. La flotta occidente in effetti ora è quanto mai vicino alla flotta oriente. Diciamo che si sono pure unite. Allora, diciamo pure che potremmo a sto punto davvero attaccare il Giappone. Magari vediamo un po' com'è la nostra sovraestensione, la nostra anti-guerra. Siamo messi molto bene. Ah, la Russia fa l'antipatica qui. Come osa? Qui ci sono delle isole. Non vorrei essermi un po' allontanato troppo qua. No. Perché? Ecco, qui ci lascia. Ok. Finito il matrimonio reale con l'Ansa. Pretendenti? Non credo abbiano... Ah, siete in guerra? Con la Boemia maledetta? Però la Boemia è un po' incasinata, sta perdendo. È in guerra contro l'Austria. Ma perché Sassonia, con la Sassonia in primo luogo? Non so come stia facendo a vincere, ma temo che non durerà moltissimo questa situazione. O forse semplicemente noi facciamo schifo, ma questi altri potevano vincere. Qui facciamo questo passaggio tecnologico che finalmente ci porta ad avere truppe di questo tipo più evolute, senz'altro. Dov'è? Ok. Anche qui andiamo pure. Ok, commerciamo in pellicce e abbiamo finalmente integrato Algeri. Ce n'è voluto di tempo, cavoli, eh? Richiamiamo il diplomatico. Qui stiamo andando un po' fuori rotta. Direi di andare qua e poi tornarcene a casa. Moriremo? Probabilmente no. Chi lo sa se arriveremo a casa, però possiamo convertire finalmente. Qui abbiamo pure una flotta di galee. Allora, facciamo una cosa. Le galee le buttiamo subito. Le flight le mandiamo in Giappone. Penso potrebbero essere utili.
Questa la chiamiamo Legio XI Nipponica. E siamo ormai pronti, io credo, per attaccare il Giappone. Creiamo l'ultima pretesa. Hanno alleanze col Tibet. Fortissimo. No, ci hanno scoperti sti qua. Ve la siete presa? Ah, Kilo è entrato nella coalizione. Ottimo, allora vediamo un po'. Dovremmo creare pretese su di voi, però anche sul Giappone. Infatti facciamo prima il Giappone, dai. Livello 12 militare, lo dovremmo battere con un'estrema facilità, però i giapponesi possono essere imprevedibili. Almeno così mi hanno detto. Insomma, potrebbero riservare sorprese, però ecco, facciamo così. Speriamo di arrivare, perché sono un po'... ci scoprono sempre, ce l'avete sempre con noi. Io spero che esca dalla coalizione chi? Perché c'erano degli antipatici. L'Austria forse. Beh, che non è che... Sì, sono troppi nemici insieme più che altro. Non mi importa attaccarli tutti insieme. Cioè, c'è un limite a tutto. Posso fabbricare pretese su tutto, iniziando da Kilwa, la loro capitale. Ok, Friesland, lasciaci passare, grazie. Ok, qui ci manca solo l'ultima, ma sì, ce la facciamo ad arrivare sani e salvi, tutto sommato non c'è ragione di paura. Allora, vediamo, non possiamo prendere niente, vabbè. Di sicuro potremo controllare presto un terzo cardinale almeno. Ok, abbiamo scoperto l'Australia, ottimo. Adesso ci conviene tornare a casa spediti prima di affondare. Già. Ok, siamo salvi. Allora, adesso siamo solo +1 come relazioni. Però siamo sempre più del previsto. Dovremmo migliorare le relazioni con gli ottomani. L'Ansa... Ha senso mantenere l'alleanza con l'Ansa. Siete la nostra dinastia, simpaticissimi. Però non è che ci interessi particolarmente. Ah! Hanno successione disputata. Potremmo impadronirci al trono dell'Ansa. Il che è abbastanza interessante. Qui cosa stanno combinando gli austriaci? Speriamo che si arrendano alla Bavaria. Bavaresi? Cosa volevano fare questi bavaresi? Riconquista di Ansbach. E noi gliel'abbiamo tolta, questi qui non scherzano. Penso che quando cadrà, e cadrà molto presto, questa provincia, la Bavaria farà pace. Spero. I bavaresi si sono dimostrati abbastanza potenti. Naturalmente adesso le nostre finanze non sono ottime come un tempo per via della colonia che abbiamo fatto. Come andiamo alla flotta? Siamo eccessivamente... Cavoli, 15 ducati. Ok, abbiamo finito almeno questa colonia. E quindi in realtà questo significa che è finita un'altra colonia prima di quella che pensavamo. Magari dovremmo richiamare anche questi.
e inviarli qui, ma sì. Ok, pretese su Tripoli, vai. Siete alleati qualcuno? No. Ah, ah. Eccoli qui. Ne sono successe un po' di tutti i colori. Doveva essere la riconquista di Anspach e invece, per qualche assurda ragione, l'hanno ceduta ad Ulm e si sono presi invece Bamberg. Vabbè. Ah, ma è la pace con la Svizzera? La Svizzera? Ai ai ai. E quindi sei rimasta fregata, Bavaria. Vedi a non far pace in tempo? Ne capitano di tutti i colori. Vabbè, vediamo ma questo re dei miei stivali non è ancora morto, 53 anni. Allora, abbiamo due coloni a quanto pare. Ah, non ho appena mandato uno qua? Scusa, com'è stato possibile che i coloni sono scomparsi? Ho quattro colonie. Sono finite due colonie insieme. Vabbè, a quanto pare sì. Allora, ma quali colonie sono finite esattamente? Tutte e due queste, immagino. Sì. Vabbè. Allora mandiamone anche uno qui. In pratica non dovevo richiamare coloni perché ne avevo già abbastanza. Va bene. Probabilmente non mi conviene fare un'ulteriore colonia e quindi mi conviene mandare il colono. Qui quanto ci impiega? 400 giorni. Vabbè, mandiamolo qua. Boh. E va bene, qui abbiamo quasi integrato Avignone. Io direi che si può anche magari chiudere qui l'episodio, mentre nel prossimo potremmo far scatenare altre due guerre. Libia. Questa che cacchio di armata è? Non lo so neanch'io. Interessante. Un'armata interessante. Allora, qui ci sono delle caravelle. E vabbè, il galeazzo. No. Anche la caravella a sto punto lasciamo perdere. Dovremmo riuscire. Leader. È un po' una mezza legione sta qua, non è proprio il massimo. Non abbiamo neanche una legione in Spagna. Forse... Vabbè, non è così grave. Allora, qui di pretese ne abbiamo fatte un po' ovunque. Penso che ormai qui potremmo fare una... Cosa facciamo a Tripoli? Io non ho una idea molto precisa. Tra l'altro la capitale per qualche strana ragione è Barca. Purtroppo non possiamo prendercela tutte insieme, Tripoli. A meno che non vogliamo spendere un sacco. Invece il Giappone ormai possiamo dichiarare guerra perché... Giusto? Sì. Non hanno alleati. Possiamo fare guerra santa, che direi che è la cosa migliore. Chi parteciperebbe? Nessuno, naturalmente. Abbiamo inoltre la possibilità di scatenarci contro la coalizione, volendo. Tra l'altro con Mogadiscio a gestire la guerra, se facciamo una crociata contro Mogadiscio.
Però è un po' ampia questa coalizione al momento, soprattutto se non riusciamo la Francia partecipa. Volendo potremmo farla sta cosa, perché l'Olanda è quanto mai indebolita. Ecco una cosa che dobbiamo fare. Cacchiarola, se la facciamo questa. Sì, sì, volentieri. Secondo me appunto è il momento giusto per coalizioni pazze. Se riusciamo, se portiamo la Francia nella guerra a nostro favore, però come farebbe la Francia a partecipare se entra l'Austria in guerra? Questa è una bella domanda. Probabilmente non potrebbe. Quindi rimarremmo fregati perché è già in guerra con l'Austria, non potrebbe fare due guerre insieme con l'Austria e quindi ci dice che parteciperebbe, ma in realtà dovremmo aspettare insomma che facciano pace, tanto l'Austria è già stata dissestata e avremo una seconda, cioè sarà ancora più facile batterla in questo modo. Vedo che l'Olanda è in difesa completamente. Mm. Loro sono attaccanti, quindi non c'è niente a fare. Devo fare un po' di pretese, magari anche ma in realtà non posso far pretesa per tutto. Iniziamo dalla conquista qui giù, magari in questa guerra. Sarebbe una buona idea. E qui basteremo. Potremmo anche effettivamente pensare di reclutare qualcun altro. Qui come va? Abbiamo ormai costruito tutto. Mentre qui c'era qualcosa che dovevamo ancora costruire in Sicilia, se non sbaglio. No, forse no. Questo è già stato costruito, sì. Le chiese. Qui in questa versione del gioco erano inutili questi edifici, quindi solo le chiese servivano. Direi queste chiese sarebbero buone da costruire. Però ci interessa anche la tecnologia qua. Dobbiamo arrivare al livello 22 il prima possibile. E siamo un po' indietro, quindi penso che le chiese le faremo un'altra volta, insomma. Qui è arrivata la nave. Ci sono i russi che dovremmo fare pretese anche sulla Russia, in effetti, questa zona. Sono parecchie province, a dire il vero. Speravo meno. Insomma, probabilmente nel prossimo episodio avremo da divertirci. Questo lo chiudiamo qui. Insomma, penso che la cosa che faremo è l'invasione al Giappone. No, no. Mi ispira l'invasione al Giappone. E anche prossimamente pensavo di fare un'altra. Non so se invadere. Che cosa invadiamo? Cioè, faremo la guerra di coalizione. Voi siete contro di noi? Sì, che simpatici, anche voi. Insomma, abbiamo questa guerra che possiamo fare e che però c'è un po' troppa gente in realtà. Quello è il problema. Saremmo un po' contro il mondo, a noi basterebbe una o due nazioni perché se no andremmo non in sovraestensione ma in iperestensione, non so in che cosa andremmo a finire. Quindi. Ah, ma c'è la legione africana qua. No, allora aspetta tu. Non impazziamo del tutto. Ah, questo è l'esercito. Quello che resta è l'esercito algerino, credo. Sono arrivate invece le nostre 5 navi impazzite? No. E arriveranno quindi troppo tardi per la guerra qua, perché in realtà non servono nemmeno. Qui abbiamo 20 navi a trasporto.
Sì, potrebbe... C'è qualche nostra flotta che scarseggia. Magari ha più senso lasciarle qua. Con queste. Lo scopriremo. Vabbè, quindi nel prossimo episodio di sicuro, magari adesso ci riposiamo un annetto. Ma non serve nemmeno, guardate che manodopera abbiamo. Abbiamo raggiunto il limite a quanto pare, senza accorgersene per di più. Dov'è che abbiamo reclutato in Giappone tutta questa gente? Ma sì, qualche mese di pausa, insomma, invaderemo il Giappone con ogni probabilità, perché non invadiamo subito la coalizione, semplicemente perché troviamo più conveniente aspettare che si riduca un attimo. Qui intanto la Siria sta perdendo una guerra con l'Oman e Quarcognolo. Si vede che è da sola. No, ci sono i Timuridi, ma sono staccati. Niad era sfigata come nazione. Eh già. Non dovevate garantire l'indipendenza. Questa è conquista in Niad, appunto. Penso che finirà con la conquista in Niad. Alla prossima, ragazzi.